Benvenuti a questa terza puntata dello speciale dedicato al Libro Bianco sulla montagna veneta, voluto dall'UAPI, Unione Artigiani Piccole Industrie di Belluno, e da Confartigianato Imprese Veneto, e recentemente presentato alla Presidenza della Regione del Veneto. Martedì 27, a un mese di distanza dalla presentazione a Belluno del Libro Bianco della montagna, abbiamo finalmente depositato il documento con le proposte di sburocratizzazione del sistema in Regione Veneto. È stato un evento importante, abbiamo avuto la disponibilità del Consiglio regionale con la presenza di buona parte dei partiti rappresentati per poter presentare questo nostro documento significativo e importante per la montagna veneta. Posso dire che questa nostra azione ha riscosso un grandissimo successo, innanzitutto perché era anche il nostro intendimento come forze imprenditoriali dimostrare che al di là di una difficoltà congiunturale a tutti nota e quindi ad una forte azione di protesta, c'è stata invece un'azione di proposta con questo documento che è stato presentato loro. Questo documento è stato già predisposto sotto forma di legge, godrà della sottoscrizione in maniera trasversale di tutti i gruppi politici rappresentati in Regione, quindi l'auspicio è che nel giro di qualche mese possa avere seguito quanto riportato nero su bianco dalla nostra proposta, che non è altro evidentemente evidenziare quelle difficoltà che esistono nell'ambito montano, non solo bellunese, perché il coinvolgimento è stato fatto anche con i colleghi delle vicine province di Vicenza e di Verona per il proprio ambito montano, per trovare quelle soluzioni a quelle criticità che oggi pesano molto di più su una situazione già difficile economicamente, che però vede purtroppo ancora più in difficoltà nell'ambito montano. In questo incontro con l'avvocato Enrico Gaz verifichiamo la natura delle proposte elaborate e pubblicate nel Libro Bianco. Parliamo di proposte operative perché sono proposte da subito promuovibili, si tratta cioè di norme che possono essere approvate immediatamente dal Consiglio regionale e soprattutto questa è la loro caratteristica, che si tratta di norme a costo zero, cioè che non comportano impegni di spesa aggiuntivi, nessuna provvidenza, nessun contributo, nessun finanziamento, semplicemente un adeguamento alle esigenze della montagna. Quali settori sono interessati da queste proposte? Le proposte sono molteplici e per dare un ordine le abbiamo suddivise in 4 ambiti: un primo ambito che riguarda il territorio, la qualificazione del territorio, un secondo che riguarda le imprese, il fare imprese in montagna, un terzo il potenziamento dei servizi sia pubblici che privati ed un quarto sulla innovazione dell'ordinamento amministrativo locale. Vogliamo fare qualche esempio? Certamente per quanto riguarda il territorio, molte proposte